Prende forma il progetto che punta a unire Cavaso del Tomba e Castelcucco sotto un'unica amministrazione. La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha avviato l'esame del disegno di legge che prevede la nascita del nuovo comune denominato Borghi del Grappa, accogliendo le richieste approvate nei mesi scorsi all'unanimità dai due consigli comunali. Alla richiesta plaude anche il presidente dell'ANCI, Mario Conte. Sono sempre stato favorevole per le aggregazioni che poi possono essere fusioni o condivisioni, ognuno deve anche decidere qual è la strada migliore perché ognuno conosce le sensibilità dei propri territori, però io credo che questa sia la strada del futuro per i comuni in generale in Italia, anche per i comuni veneti. Unire le forze è certamente una buona cosa e lo dico anche da città capoluogo. Noi stiamo lavorando sulla Grande Treviso, che è un'aggregazione dei comuni dove mettiamo in rete dei servizi. Ovviamente non parliamo di fusione, però più piccoli diventano i comuni, più senso ha la fusione. C'è da combattere un po' contro il campanilismo. Ma certo, il tema dell'identità è un tema che giustamente va rispettato e va anche affrontato con grande sensibilità e delicatezza, però se sono i due sindaci che responsabilmente si mettono a dialogare e pensano di cominciare un percorso condiviso che poi deve essere comunque valutato dai loro cittadini perché ci sarà un referendum popolare, credo che questo sia il percorso giusto e anche molto responsabile. Il prossimo passaggio sarà la consultazione popolare. Il referendum potrebbe svolgersi nell'ultimo fine settimana di ottobre e consentirà ai cittadini di esprimersi sul futuro assetto del territorio. In caso di esito favorevole, l'iter proseguirà con lo scioglimento dei due enti e la successiva costituzione del nuovo comune, che vedrebbe la luce nel 2027.